Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Muore col trattore un quindicenne travolto dal mezzo guidato dal padre mentre stava lavorando nell'azienda di famiglia nel Ragusano. Rimane schiacciato nella stalla. Sangue sulle strade a Palermo, 2 giovani perdono la vita in uno scontro tra 2 moto. Un camion si ribalta sulla A29 nei pressi di Gibellina. West Nile, un caso a Messina, si tratta di una donna di 74 anni ricoverata all'ospedale Papardo, encefalite in atto con forte mal di testa e febbre alta. Etna continua l'eruzione dalle 3 bocche attive in cima, vertice in prefettura per coordinare le misure di sicurezza. La colata raggiunge il territorio di Biancavilla, il sindaco firma l'ordinanza di non avvicinamento e avverte non sfidare il vulcano. Inizia il controesodo, traffico intenso e code agli imbarchi di Messina, previsti 12 milioni di spostamenti in tutta Italia. Calcio, esordio in campionato domani del Palermo al Barbera contro la Reggiana. Inzaghi può contare sui nuovi arrivati Ioronen e Veroli. Il presidente Pelligra in tribuna per l'esordio stagionale al Massimino del Catania. Sul mercato la priorità resta l'attaccante, prima in trasferta per Siracusa e Trapani. Come sentivamo dai titoli, un ragazzo di 15 anni è stato travolto dal trattore guidato dal padre mentre stava lavorando nell'azienda di famiglia nel Ragusano. Anche familiari e studenti devono essere protetti. Il monito degli esperti. Veronica Barbarino. Stava dando una mano al padre nell'azienda di famiglia gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a scuola, ma Andrea Passalacqua, 15 anni, non tornerà più tra i banchi. Il ragazzo è morto schiacciato nella stalla dell'azienda zootecnica mentre probabilmente era salito su una vasca per controllare se fosse piena di mangime per gli animali. Ignaro di questo movimento, il padre, che era alla guida del trattore, l'ha travolto. L'incidente è avvenuto tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Sono intervenuti un'ambulanza del 118 e un elisoccorso, ma quando è arrivato il giovane era già senza vita. E ancora un ragazzo morto in un luogo di lavoro. Che si tratti di un familiare rende la tragedia ancora più grande, scrive Bruno Giordano, magistrato di Cassazione. Accaduta in una provincia che ha pochissimi ispettori all'ASL e un solo ispettore del lavoro, tutti organi ispettivi che fanno capo alla regione. Anche i familiari, i volontari, gli studenti nei luoghi di lavoro devono essere protetti da tutti i rischi, soprattutto perché più giovani e quindi inesperti. Chi non ha vera formazione, chi non è addestrato, non dovrebbe nemmeno entrare in un'azienda, soprattutto se familiare o studente. Di fronte a una tragedia di questo tipo, conclude, non possiamo arrenderci all'inerzia dell'indifferenza. E a Palermo un tragico scontro tra 2 mote, a perdere la vita 2 giovani di 17 e 20 anni. Un sedicenne è rimasto ferito gravemente. Marco Gulla. Pianti, lacrime, disperazione, l'asfalto che diventa teatro di morte. 2 giovani che erano in sella a 2 moto sono morti in un incidente stradale a Palermo ieri sera in via Duca degli Abruzzi, nei pressi della Palazzina Cinese. Le vittime sono Gabriella Liberti di 17 anni e Alessandro Lopriore di 20 anni, entrambi di Palermo. Inutili soccorsi, i 2 giovani sono morti sul colpo. Quelle che vedete sono le 2 moto che si sono scontrate, 2 SH, o meglio, quel che resta. L'impatto è stato violentissimo, praticamente frontale tra i 2 ciclomotori. Gabriel, il più giovane, stava andando ad una festa a Partanna Mondello, il compleanno della sua fidanzatina, appena sedicenne. Lavorava in un salone di barbiere, progettava di andare a lavorare a Bologna. Nell'altra moto c'era un 20enne, Alessandro Lopriore, che andava verso Palermo e aveva appena sorpassato un'auto, una BMW, che procedeva regolarmente nella stessa direzione. Un lieve impatto nel paraurti posteriore sinistro, forse quel tanto che basta per fargli perdere il controllo della moto. Ferito anche un sedicenne, le sue condizioni sono molto gravi, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Sul posto si sono immediatamente recati parenti e amici, urla strazianti, il dolore che in una serata calda di agosto travolge le famiglie, altre 2 giovani vite spezzate in quella che doveva essere soltanto una serata di spensieratezza e divertimento.
E sull'autostrada A29, la Palermo-Mazzara del Vallo, all'altezza di Gibellina, in un incidente autonomo, un mezzo pesante si è ribaltato, come vedete dalle immagini, e si è intraversato sulla carreggiata prendendo fuoco. È stato necessario bloccare temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni. A intervenire è stato il personale dell'ANAS, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Nella tangenziale di Catania, invece, nell'ambito dei controlli sulla sicurezza, è stata ritirata la patente a 2 automobilisti che, per bypassare le altre auto in coda, stavano transitando nella corsia di emergenza. Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità e che impone rispetto e silenzio. Sono le parole del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, sulla morte del bimbo di 2 anni annegato in una piscina di una casa di villeggiatura caucana, località balneare di Santa Croce Camerina. Un dolore che ha colpito una famiglia comisana conosciuta per la gestione di un noto frantoio. In un attimo di distrazione, mentre i familiari lo cercavano dentro casa, il bimbo in veranda si è arrampicato sulla scaletta cadendo in acqua. Inutili i tentativi per rianimarlo, sul posto i carabinieri. E cambiamo argomento, ci spostiamo a Messina, dove si è verificato il primo caso di virus West Nile. Si tratta di una donna di 74 anni ricoverata all'ospedale Papardo. Francesco Triolo. C'è un caso di West Nile a Messina, il primo nella città dello Stretto. Una 74enne si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Papardo con forte mal di testa e febbre alta, sintomi che accusava da giorni. I successivi esami di laboratorio hanno accertato un'encefalite e la possibilità di West Nile. Per lei ricovero in prognosi riservata al reparto di malattie infettive guidata dall'infettivologo Antonio Albanese. La donna in questione risiede in un'abitazione circondata dal verde e dove le zanzare proliferano facilmente. Il numero di casi di West Nile rispetto allo scorso anno è raddoppiato. Siamo passati dai 171 osservati al 20 agosto 2024 ai 351 di ieri. Ma non è l'unico numero ad essere cresciuto. I decessi, sempre rispetto al 2024, sono più che triplicati, passando da 6 a 22. I medici però invitano a non creare allarmismo. Nell'80% dei casi l'infezione da virus West Nile non produce alcun sintomo. Quando si manifesta lo fa in forma lieve, con sintomi simili a quelli di un'influenza estiva: febbre moderata, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea e perdita di appetito, in alcuni casi eruzione cutanea. Questi disturbi compaiono solitamente da 3 a 14 giorni dopo la puntura della zanzara infetta e durano pochi giorni, al massimo un paio di settimane. E ci spostiamo a Palermo, dove in 6 tentano di estorcere denaro a un piccolo imprenditore. Lo schiaffeggiano anche, 2 sono stati arrestati, uno è il figlio di un boss. Manlio Viola. 20 giorni di inferno, poi la denuncia ai carabinieri e un altro mese di indagini. È finita con l'arresto di 2 dei suoi estorsori, mentre se ne cercano altri 4, la vicenda di un imprenditore del palermitano che ha scelto di non piegarsi alle richieste di Pizzo e di denunciare. In manette sono finiti Filippo Bruno, figlio del boss Natale, condannato per mafia con sentenza definitiva nel 2019, e Francesco Capizzi, noto con il soprannome di Bicicletta. Tutto inizia il 7 luglio scorso, quando Bruno e Capizzi, insieme ad altre 4 persone ancora non identificate, si presentano all'officina dell'imprenditore, che è titolare anche di un parcheggio. Da oggi devi pagare 1.500 euro al mese per la famiglia, gli intima Bruno. Richieste insistenti e ripetute anche nei giorni seguenti, fino a quando, all'ultimo rifiuto del 25 luglio, Bruno reagisce con uno schiaffo all'imprenditore. Sei un bastardo e un maleducato, aggiunge il figlio del boss. Questa aggressione fisica e verbale convince l'imprenditore a raccontare tutto ai carabinieri, che oggi hanno arrestato i 2 dopo aver identificato Bicicletta in Capizzi, mentre si cercano ancora gli altri 4 uomini, la cui identità è sconosciuta anche all'imprenditore. Le famiglie a cui sarebbero state destinate le somme sono quelle di Brancaccio e di Corso dei Mille, ma le indagini sono ancora in una fase iniziale. Castellammare del Golfo, nel Trapanese, è tappezzata di manifesti che raffigurano la Madonna del Soccorso, patrona del paese, ma con le scritte "Liberaci dagli incendi dolosi, dalla corruzione, dal turismo di massa". L'iniziativa è di un'associazione Muschio Ribelle. Laura Spanò. Castellammare del Golfo si è svegliata in questi giorni tappezzata di manifesti che raffigurano la Madonna del Soccorso, patrona del paese, e le scritte "Liberaci dagli incendi dolosi, liberaci dalla corruzione, liberaci dal turismo di massa". L'iniziativa è del gruppo Muschio Ribelle, che raccoglie cittadini di tutte le età. A raccontarci l'iniziativa è Rita Ventimiglia, una delle promotrici.
I poster prendono la figura della Madonna del Soccorso, che è la patrona di Castellammare del Golfo, per portare alla luce una serie di criticità che affronta in estate il territorio castellammarese e non solo, prima tra tutte quella degli incendi che affliggono la Sicilia e il Sud Italia in occasione di eventi di scirocco. Ricordiamo lo Zingaro che ha preso fuoco meno di un mese fa, Castellammare stessa che ha preso fuoco ieri, e il problema del turismo di massa che porta alla privatizzazione delle coste e che oltre ad essere un danno per gli ecosistemi marini è un grande disagio per i residenti che trovano degli impedimenti nello svolgimento delle loro attività quotidiane, portando anche molto spesso alla popolazione giovane ad emigrare alla ricerca di condizioni lavorative meno stagionali e più stabili. Muschio Ribelle elenca anche alcuni dati: servono 3 ore di treno per coprire Castellammare e Trapani, l'ultimo pullman per Palermo Scopello parte alle 18 e poi il vuoto assoluto in inverno. È tempo di resistere alla rassegnazione all'indifferenza, dice Muschio Ribelle. La rinascita deve partire dalla consapevolezza, dal senso civico e dalla lotta solidale. E intanto sull'Etna continua l'eruzione dalle 3 bocche attive. Oggi si è svolto il vertice in prefettura a Catania per coordinare le misure di sicurezza. Una colata ha raggiunto il territorio di Biancavilla. Il sindaco avverte non sfidare il vulcano. Lorena Dolci. L'Etna si è fatto in 3. Continua l'eruzione dalle 3 bocche effusive. Sempre attiva la frattura a quota 3100 metri, mentre un po' più in basso la seconda bocca ha trasformato il paesaggio. A quota 2900 infatti la lava si è ingrottata, ovvero si è incanalata in un tunnel già solido, formando un piccolo ornitos, una struttura di forma conica. Ma l'attenzione è anche all'ultima arrivata, la bocca sul fianco meridionale del cratere di sud-est, da cui fuoriescono brandelli di lava incandescenti e una colatina che avanza in territorio di Biancavilla. Un grandioso spettacolo da godere però in sicurezza. Al tema è stato dedicato un vertice in prefettura, a cui preso parte anche il sindaco di Biancavilla, che per primo ha emanato un'ordinanza di divieto. Il nostro vulcano, la nostra Etna è da ammirare ma non è da sfidare, quindi è possibile fruire del vulcano, avvicinarsi alla colata a determinate condizioni, che sarebbero quella di stare lontani 50 metri dal fronte lavico, ma comunque di essere accompagnati dalle guide alpine e con i presidi di sicurezza necessari. Il prefetto ha invitato tutti i sindaci del territorio ad adottare simili ordinanze. Attorno al tavolo anche gli esperti dell'Istituto di Vulcanologia, che hanno ribadito quello che già dovrebbe sapersi. L'Etna è imprevedibile e che comunque l'attività eruttiva continua, il tremore è in aumento, il rischio zero sull'Etna non esiste. E ci spostiamo a Taormina, dove circolano falsi verbali. Sono state trovate infatti delle multe con l'intestazione della polizia locale di Catania, nell'immagine che state vedendo ce n'è una, e con un QR code per il pagamento di una presunta sanzione. In realtà si tratta di una truffa riconoscibile dal fatto che la data è incompleta, manca la targa, luogo e orario della presunta infrazione e le modalità di pagamento alternative. L'invito della stessa polizia municipale di Catania è a controllare i verbali e a segnalarli appunto al comando di Catania. Adesso c'è la pubblicità, poi parliamo di controesodo ma anche di mare. Inizia il ritorno a casa per gli italiani in vacanza. Oggi prima giornata di controesodo a Messina per tutto il pomeriggio. La coda delle auto è arrivata ad intasare il viale Boccetta, creando parecchie difficoltà anche alla viabilità cittadina, come si vede da queste immagini. La polizia municipale ha presidiato gli incroci sensibili ed è stato deciso l'innalzamento del piano viabilità alla fase 4, la più alta, con le auto che sono state dirottate sulla via Garibaldi per poi tornare indietro all'altezza di Piazza Unione Europea. 7 le navi in esercizio della Caronte Tourist, 4 quella di Blue Ferries. Anche il Consorzio Autostrade Siciliane ha segnalato code e rallentamenti sull'autostrada A18 in direzione Messina alla barriera di Messina Sud Tremestieri. Secondo le stime di ANAS, tra oggi e domenica si registreranno circa oltre 12 milioni di spostamenti. E in questo penultimo weekend di agosto a Catania affollatissima è la Playa, che gode della nuova conferma per la qualità del suo mare. Desiree Ferlito.
Bene il turismo per la nostra regione. Secondo i dati diffusi da Confimpresa si conferma tra le mete più scelte degli italiani. Per mare e turismo si fa sempre più strada a Catania, dove il luogo comune di mare poco pulito è smentito dagli ultimi dati pubblicati sul portale delle acque del Ministero della Salute, che certificano l'eccellente qualità dell'acqua. Buone notizie anche per la scogliera, ottimi i valori riscontrati a San Giovanni Licuti. Per Ignazio Ragusa del Sindacato Italiano Balneari, la playa potrebbe presto ottenere la bandiera blu. A sedurre i turisti, oltre il mare, c'è anche il buon cibo, i dolci in particolare. Tra tutte le regioni italiane, proprio la Sicilia a conquistare lo scettro di regina del gusto. Lo conferma anche un recente sondaggio promosso da The Fork, la piattaforma leader per la prenotazione online di ristoranti. Guerra dei tornelli, atto secondo, minacce e clima di illegalità a Mondello dopo la rimozione dei sistemi di controllo agli ingressi. La denuncia dell'amministratore della società italo-belga che gestisce la spiaggia. La gente occupa gli spazi e dice noi da qui non ce ne andiamo. Lorena Dolci. I tornelli sulla spiaggia di Mondello non ci sono più. I 7 varchi adesso sono aperti. La società italo-belga che dal 1909 ha in concessione la spiaggia a 20 km da Palermo ha obbedito al diktat del presidente Schifani dopo la mobilitazione per la spiaggia libera. Ma tornelli e staccionate erano regolari e condivisi con la regione, sottolinea con amarezza l'amministratore delegato che denuncia l'attuale clima pericoloso. Oggi entra la gente al grido viva la Vardera, tanto la Vardera ha detto che la spiaggia è di tutti, il mare è di tutti e io di qua non mi muovo, e abbiamo dei problemi di gestione di ordine pubblico molto gravi, per non dire gravissimi, con minacce continue e con gente che ha pagato e che è costretta ad allontanarsi. Il manager contesta anche le cifre diffuse da chi sta cavalcando questa battaglia. Se il canone annuo pagato è di 130.000 euro, gli utili, tolti i costi di impresa e l'IVA, ammontano a circa 500.000 euro. Tutto alla luce del sole regolare, sottolinea, sono altre le illegalità. Nella battigia ci sono le tavolate, ci sono i venditori abusivi di qualunque genere alimentare, sostanzialmente uno spazio autogestito di libera spiaggia. La sproporzione tra spiagge libere e stabilimenti tra 2 anni dovrà comunque essere rivista con il regime concorrenziale deciso dall'Unione Europea. Dal 2027 non solo la italo-belga, ma tutti i concessionari balneari dovranno ripartire da zero. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Esordio col pienone domani al Barbera per il Palermo che sfiderà la Reggiana. Pochi dubbi di formazione per Pippo Inzaghi che potrà contare anche sugli ultimi arrivati Joronen e Veroli. Marco Gullà. Ed è già vigilia. Il campionato del Palermo inizierà domani al Barbera contro la Reggiana. Oltre 27.000 spettatori, il pubblico delle grandi occasioni per vedere all'opera il Palermo di Pippo Inzaghi. Iniziare con il passo giusto e il diktat di Casa Palermo. Una stagione in cui questa volta i siciliani non possono sbagliare. Occorre sacrificio, dedizione e soprattutto punti. Tanti per arrivare in Serie A. E allora la partenza deve essere calibrata e senza sporcature. Pochi dubbi di formazione per Inzaghi, si va verso la continuità sulla gara di Cremona. 3-4-2-1 con Bardi tra i pali, Diachité, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello in zona mediana, Giasi, Brunori a supporto di Poyampalo. Mercato ufficiale Joronen e Verli dal prossimo match saranno disponibili. Da risolvere la situazione legata a Magnani, assente per motivi familiari. Si va verso la rescissione. Il Palermo ha comunque già l'alternativa pronta, Vogliacco del Genoa. Serie C, Catania, pochi dubbi in formazione per Toscano in vista della partita col Foggia. Aloi giocherà in mezzo al posto di Quaini. Per il mercato l'attaccante è la priorità assoluta. Marco Carli. Pelligra, che sarà domenica al Massimino, incontra la squadra in vista della prima
Intanto il Catania vive fra campo e mercato. Più campo inevitabilmente, visto che mancano poche ore all'esordio stagionale in C. Ma come avviene da tempo, le trattative si intrecciano nei primi turni con ciò che succede sul terreno di gioco, dove Toscano chiede di fare meglio di quanto visto a Crotone per convinzione, soprattutto sotto porta. Poi le occasioni i rossazzurri le hanno create e vogliono ripetersi col Foggia, concretizzando però contro una squadra giovane che resta in costruzione. Inevitabile da parte dei tifosi attendersi una partenza col piede giusto. Toscano recupera stop ed è disponibile da Ausilio. Il primo potrebbe essere utilizzato come alternativa a Jimenez dietro la punta, che sarà forte, mentre Rolfini ha ormai completato il suo recupero, ma resta da valutare la sua convocazione. Per il resto la formazione dovrebbe essere simile a quella vista in Coppa, con l'eccezione di Quaini, squalificato, così come Martic. Dunque c'è la possibilità di vedere nella linea di centro 4 nuovi acquisti: Casasola, Donnarumma e Corbari, confermatissimi, a cui si aggiungerebbe Aloi con l'alternativa Jimenez in mediana. Mercato, intanto gli esuberi, problema comune a molte squadre, ne vanno piazzati almeno una parte per dare ulteriore impulso alle entrate. In arrivo Leonardi resta sullo sfondo, un'opzione fra le altre che ci sono in attacco. L'obiettivo numero 1 è Caturano, con l'accordo da trovare però col Potenza, mentre in mediana si cerca un giocatore in più da inserire nella lista dei 23. Intanto obiettivo Foggia, serve partire al massimo. Anche Siracusa e Trapani preparano l'esordio in campionato, situazione più complicata tra gli aretusei per la vicenda della fideiussione per il tesseramento dei nuovi acquisti. Il Trapani vuole partire forte per recuperare la penalizzazione. Francesco Triolo. Si avvicina la prima giornata di campionato, Siracusa e Trapani saranno impegnate in giorni diversi. Domenica sera il Granata di scena a Casarano, lunedì in posticipo gli aretusei sul difficile campo di Salerno. Il Trapani è atteso ad una partenza forte per recuperare il gap degli 8 punti di penalizzazione che si trascina dalla scorsa stagione. La rifinitura di domani, prima della partenza per la Puglia, dovrebbe dare le ultime indicazioni a Totò Aronica, che ha tutto il gruppo a disposizione. Sul fronte mercato, dopo l'arrivo di ieri del difensore Diego Stramaccioni dal Gubbio, rimane da completare l'organico con un attaccante. Un nome sondato è quello di Ignazio Mocuna della Vis Pesaro. Trattative ci sono per la cessione dei centrocampisti Verna all'Ospitaletto e Segberg sul mercato estero. Valutazione in corso invece sulla conferma o meno di Sergio Sabatino anche per questa stagione. A Siracusa tiene banco il tema fideiussione. Senza l'integrazione, che comunque sarebbe in via di definizione, Marco Turati non può utilizzare i nuovi acquisti e la società non può tesserare nessun rinforzo. La situazione dovrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi, così da mettere a disposizione del tecnico anche Filippo Damian, Jacopo Frosali e Motius Sapola, che si allenano con il gruppo dall'inizio della preparazione. Proprio Damian può essere fondamentale, visto anche l'assenza per squalifica di Guadagni. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa di Coppa a Foggia. Altro capitolo, il direttore sportivo. Resta da capire ufficialmente la posizione di Antonello Laneri. La sensazione è che ormai siano distanti, per questo si fanno i nomi di Claudio Ferrarese, ex lucchese, e molto di più di Trevor Trevisan, che si è congedato a luglio dalla Casertana. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.